L'alcol, la grappa, anche un cinarro. C'è il cinarro. L'alcol proprio appunto l'alcol etilico, ma c'è il cinarro di là è finita la bottiglia. Infatti io me la prendo un po' con gli amici di Rumatera perché loro reggono, guardate, stanno belli freschi. Chiamiamoli in causa, siete svegli? Dei boccioli. Dei boccioli. Precisissimi come al solito. Io amo i Rumatera, non amo più le donne, ma amo solo i Rumatera. Scusa, dobbiamo spiegare. Infatti noi esageriamo dolcissimi. Buoni un attimo, dobbiamo spiegare qual è il ruolo di Danilo da Fiumicino. Generalmente viene il mercoledì mattina nella trasmissione all'alba e dalle 8:30 alle 9 fa fare ginnastica alla gente bloccata in auto o che è appena arrivata all'ufficio con la sua ginnastica, come dire, minimale, no? Cioè che si fa seduti. Ginnastica sedute con movimenti ridotti, solo braccia, avambraccia, al massimo gambe e testa. Praticamente per fare la mia ginnastica non devi avere voglia di fare ginnastica. Perché se c'hai voglia di muoverti lascia perdere. Cioè. Perfetto. Allora, ci dicevi che però i Rumatera hanno preparato una sigla ad hoc per te. Sì, io ho mandato a fanculo i radici del cinema. Che era il mio vecchio gruppo, era il mio nuovo gruppo, i Rumatera. Per la sigla Danilo informa i Rumatera. Vai che andiamo! E scullaccia, e Danilo scullaccia, le mature scullaccia. E tutte a Fiumicino gli ha fatto un bel allillo lullala. Bella, molto bella. Rumatera vi ho nel cuore. Fatti un tatuaggio. Senti, Rumatera ci siete? Sì, guarda qua. Danilo, abbiamo scritto una canzone dedicata a te e al tuo animale preferito. Vi voglio bene. Posso farvi una domanda? Ma vi è venuta questa canzone quando l'avete conosciuto per radio o oggi? No, prima 5 minuti fa. stavamo cercando la grappa dei nostri amici friulani qua. Non si vede niente qua. Quindi all'impronta però conoscendolo di persona. L'abbiamo bevuta insieme. Guarda che ti conviene approfittare che adesso abbiamo ancora la balla felice, tra un po' diventa quella triste. Volevamo anche dedicarla a tutti quelli che si sono alzati appena adesso. Esatto, esattamente. E allora la ascoltiamo molto volentieri. Vai che andiamo. Prego ragazzi. Mi sveglio la mattina con la penna dell'alpino alzata e così dura che ti spacco il comodino. Dentro sono braghe, Sta attento che te spacci! virile come Lori Spatacchi. Accendo la TV su National Geographic. Mi piacciono le bestie che ci sono nei filmati, ma la mia preferita porta i baffi ed è umidiccia e gusta la banana e la salsiccia. Mi piace la foca che mangia e che gioca, la foca che suda e si infuoca, la foca che balla con me. Anche noi siamo commossi, grazie. Questa musica unifica l'Italia. Sì, sta arrivando la Beatles, una colonna sonora della tua vita. Un po' nazionale il 19 dicembre, che non scordiamo che è anche il mio compleanno. Non li te li faremo mai. Allora colleghiamoci con il Rumatera. Partiamo con il jingle di Rumatera, siete pronti? Auguri Danilo! È vero, un connubio pericolosissimo. Dopo andiamo insieme a casa. Ragazzi, Vai, vi do il via. allora, posso fare una piccola introduzione? Abbiamo dei problemi qua. Allora, noi qua Perché dite problemi? abbiamo bevuto qualcosina, quello che abbiamo trovato. Sì, poca roba. E a quest'ora ci è venuta su un po' la balla triste. Allora, ricordando che Danilo da Fiumicino, i ragazzi del trio sono da Roma, volevamo dedicarvi una canzone del Califo per... Ci fa molto piacere. Io piango quando casco nello sguardo del cane vagabondo, perché ci somigliamo in modo assurdo, siamo due soli al mondo, vedo nei suoi occhi senza nome che cercano padrone, in quella faccia di malinconia che chiede compagnia. Ma che bel momento! Che bella centrale. Del cane. Veramente casa mia. Che c'hai il magone? Sì, voglio un piatto di pagliata. Hai parlato del cane, forse non hai capito. Comunque, vabbè. Ma partiamo con la prima bevanda energetica per iniziare una mattina. Così, La colazione, la bevanda alla Rocky. sì. Abbiamo qui
La cavia! Furio! Vi salutare e ringraziare il Rumatera. Ragazzi, ma alle 5 del mattino, No, No, perché sono le 6. ma neanche per telefono. Guardate bene. Se vuoi stare Allora, dalle amici Rumatera, ci siete? Eccoli qua! Ci siete? Non vi sentiamo. Volevamo ricordare che anche se noi suoniamo nel 2010, Giorgio Bozzo è nato nel 1985. Nel 1985. Tutto torna. Porca vacca, siete giovani. Per quello sono così deficiente. Sei riuscito con questa musica. Allora, ragazzi, con che cosa ci lasciate? Siccome c'è ritornata la balla allegra, facciamo un inno a tutti quelli che hanno bevuto tutta la notte E si sono divertiti. e si trovano adesso come noi, sì o no? Siete pronto? Sì. Bevo, 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 bevo. Quando bevo sono felice, anche se non vomito. Rotta davanti da Dio, ci siamo bevuti la festa. Rotta davanti da Dio, ci siamo bevuti la festa. La, 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 la. Chiedo al pubblico presente di tributarvi il Grazie Rumatera, grazie mille davvero per essere stati con noi, un abbraccio. Grazie a voi. 45502 per donare 2 euro e giustamente anche per donare indirettamente alla musica di Rumatera. Caro Danilo, è il momento di salutarci. Grazie trio di avermi reso partecipe a questa cosa. Adesso siamo già pentiti. Continuo ad andare a bere con i rumateri. Ti ricordi che mercoledì dovrai essere in diretta con noi, sì? Fino a martedì alle 22 bevo con i rumateri. Lode all'autista, 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 lode all'autista, all'autista del pulmin. È con questo primo albeggiare che io vi saluto e vi dico che è stata una giornata gloriosa, una nottata gloriosa. Abbiamo dimostrato che i Tosi de Campagna possono raggiungere grandi obiettivi perché ci mettono il cuore. È stata una giornata molto importante nella storia dei Tosi di Campagna questa. Si conclude con questa albeggiata nevischiata, guardate.